baby, my sister's turning right, and I don't wanna grow up. Benvenuti a un nuovo appuntamento con The Best Sandwich. Ci avviciniamo ai quarti di finale. Come sempre ci troviamo nella sede del Pala Gourmet di Pordenone. In apertura vi ricordiamo il format del primo contest per il miglior panino del nord-est. In ogni puntata andiamo a conoscere 4 concorrenti. In questa però in particolare ne conosceremo solo 3 perché il quarto si è ritirato. Ma i concorrenti come sempre si sfidano realizzando 2 panini. Un panino tipico con ingredienti base indicati dalla giuria che dalla prossima puntata cambieranno e un panino creativo con il solo limite del food cost inferiore a 3,50 €. Vi presentiamo ormai la giuria sempre precisa e puntuale, partendo da Sergio Lucchetta, presidente del consorzio Pordenone Turismo, Pietro Aloisio, panel leader di analisi sensoriale, Mariela Trimboli, giornalista enogastronomica, e lo chef Carlo Nappo. La scorsa puntata, e quindi è riuscito ad accedere ai quarti di finale, è stata vinta da Salvatore Sapienza del Giardino Mediterraneo di Lignano Sabbiadoro. Andiamo a conoscere un altro vincitore, quello relativo al contest nel contest, grazie all'intervento di Friloves Bank. E qui arriva Marcus Marmar. Siamo ancora una volta qui con questo contest nel contest, un'occasione in più per i concorrenti per portare a casa anche qualcosa di significativo per la loro partecipazione a questo concorso che sta avendo sempre più successo. Ma inviterei qui Federico Giacometti del Mood, che ha sbaragliato la concorrenza nel nostro contest per consegnargli la busta premio contenente questo buono da spendere in attività commerciali qui del nostro territorio, e che gli riconosciamo perché appunto dopo aver fatto parte dei concorrenti dell'ultima gara, il suo panino è stato molto votato da parte dei nostri follower cosiddetti della nostra pagina Facebook, ed ha vinto il premio, quindi facciamo i complimenti. E ricordo che tutti i concorrenti che finora hanno partecipato, più quelli di quest'oggi, avranno l'opportunità di essere ripescati in occasione della ripresa della gara, con un'opportunità in più per loro di arrivare a un grande premio, perché insomma si parla di 250 € che avranno assegnati in buona spesa. Quindi seguiteci in diretta e seguiteci poi anche via Facebook su Friloves Magazine. Andiamo a conoscere il primo concorrente, Pasquale Sorrentino del ristorante Gioia di Trieste. Vieni Pasquale. Nel mio ristorante proponiamo una cucina di pesce stagionale e molto fedele al territorio, con prodotti locali, ma strizziamo anche un occhio all'internazionalità del prodotto. Allora, questo panino usiamo un prosciutto crudo di Parma 16 mesi, Montasio, San Daniele, mi perdoni, e Montasio, e la cipolla di Cavasso, che l'ho fatta in due maniere. Una è bruciata al forno e tritata, quindi polvere, per dare un po' di amaro, e l'altra è giusto un poco stufata con forno metà convezione metà vapore. E io gli aggiungo dentro uno spinacino condito con sale, pepe e olio, un'arancia per dare l'acidità che manca. Posso chiederti le tue origini? Le mie origini? Bolzano Alta, però. Ecco una bassa. Sono di Napoli io. Paesano. L'arancia è un'arancia nazionale? Sì, nazionale, sì, siciliano. Io avrei osato un po' di più con quella cipolla bruciata, diciamo così, perché ho dovuto andare a cercarla per sentire questo amaro che risultasse nel panino assieme agli altri elementi. Il panino è buono, manca la disposizione degli ingredienti che è sbagliata, e l'arancia magari l'avrei fatta anche tritata e non pezzi interi, perché
devi andare a cercarla e non la senti su tutto il panino. Quindi magari un ragù di arancia e lo metti sopra, magari secondo me prima del formaggio. Quindi metti sotto il pane l'arancio, poi metti il formaggio, lo metti in forno. Allora si crea, no, questa cosa che rimane all'interno del formaggio e tu la senti ad ogni morso, senti l'arancia. L'arancia l'hai presa dal frigo praticamente poco fa? Cioè io l'ho trovata un po' fredda. Sì, l'ho preparata un po' prima. L'ho pelata vivo un po' prima, l'ho preparata un po' prima. Non l'ho tirata via prima dal frigo. Secondo concorrente Davide Dell'Ozzo del Neverland di Lignano Sabbiadoro. Vieni Davide. Io sono Davide Dell'Ozzo di Lignano, abbiamo una paninoteca pizzeria che si chiama Neverland in centro Sabbiadoro, dove proponiamo dei panini freschi con pane prodotto da noi e anche delle pizze. Abbiamo preso la cipolla rossa, l'abbiamo marinata con dell'aceto di vino e del zucchero, da modo di renderla dolce. Dopodiché ho tagliato il prosciutto cotto di Trieste, ho eliminato la parte grassa e l'ho messa insieme alla cipolla. Così col prosciutto ci ho fatto degli involtini col montasio. Andiamo a scaldare. Scusa, Sì. prima hai parlato di aver tolto il grasso dal cotto di Trieste, Sì. e averlo messo per stufare la cipolla. Hai messo solo il grasso o hai aggiunto del grasso vegetale anche? No, solo il grasso del prosciutto. La rosa di Gorizia è quella che poi arriva e ti copre un po' il tutto. Non ho trovato invece quelle note che mi sarei aspettato sulla cipolla rossa di Cavasso, quindi il fatto che tu l'abbia stufata con il grasso del prosciutto mi è mancato un po', non l'ho sentito, perché quel grasso, no, poi si andava a sposare con il formaggio una volta che si è scaldato e non riuscivo a distinguerlo. Hai avuto problemi di quantità, nel senso la rosa di Gorizia non ti bastava per tutti i panini? No. Era sufficiente? Sì, secondo me sì. Una riserva, dai, bisogna sul creativo. Mi è piaciuta comunque l'idea del prosciutto cotto avvolto così, non era male. Però ecco, il problema della rosa di Gorizia non è facile da abbinare. Anche qui la trovi era meglio magari tritarla o dargli un po' più di omogeneità. Ok, erano disposti un po' male, e la cipolla, adesso assaggiandola solo la parte sotto l'ho sentita, no? Quindi ci vuole un po' più di cipolla. Sì. Il terzo concorrente è Billy Mio del Panino Gourmet di Provis Domini. Vieni Billy. Sono Billy Mio, un macellaio, e mi diverto a fare anche delle cose un po' particolari oltre che alla macelleria, perché gestisco una macelleria che quest'anno compie 80 anni, quindi la mia famiglia, mio nonno, mio padre e io. Diciamo che da qualche anno ho iniziato anche ho appoggiato al lavoro della macelleria un altro tipo di lavoro, cioè ho degli spiedi, dei mega spiedi dove vado a fare nelle feste, eventi privati, pubblici, vado a cucinare con questi spiedi, cottura a legna e in più tra l'altro ho creato un panino che lo chiamo panino gourmet, e oggi ho portato questo panino per farlo assaggiare. La crema del Montasio com'è fatta? L'ho fatta con del latte, ho fatto bollire il latte e ho fatto sciogliere il Montasio assieme, insomma. Ho detto, sei un macellaio, oggi lo fai anche incassare, perché dopo che tira il coltello, sì.
Beh, l'ho sentito il tipico, molto buono. Buono, gusti decisi, ma non... Sì, è quello che voglio trasmettere, cioè, non deve, come tutte le cose secondo me, cioè il prodotto non deve esaltare un gusto più o meno, cioè deve essere abbastanza lineare come gusto, no? Cioè, guarda, sul tipico mi hai molto sorpreso, quindi sul tipico sei buono perché gli abbinamenti sono giusti, il creativo devi spingere un po' di più, no? Il creativo per noi è una cosa diversa. Ok. Sono d'accordo, buono e basta. Temperatura perfetta. Dalla crema di formaggio mi aspettavo di più. È stata un'attesa, no? Un'attesa che però non si sposa bene, però mi aspettavo una sensazione diversa in bocca. Secondo me hai fatto solo un errore a chiamarlo delicato, perché questo panino non è delicato, è un panino che ha i suoi gusti equilibrati perché si sposano uno all'altro, ma non è delicato. Per quanto mi riguarda è un panino deciso, a me piace, però ecco, non chiamarlo delicato perché secondo me non è delicato. Va bene, grazie. Andiamo a scoprire la classifica dei panini tipici. Al terzo posto Davide Dall'Ozzo dal Neverland di Lignano Sabbiadoro, 121 punti. Al secondo posto Pasquale Sorrentino del ristorante Gioia di Trieste, 135 punti. Al primo posto Billy Mio del Panino Gourmet di Pravis Domini, 158 punti. Panini creativi, partiamo da Pasquale Sorrentino del ristorante Gioia di Trieste. Vieni Pasquale. È un fresh salmon che è composto da un salmone marinato per 24 ore sotto zucchero e sale, sesamo, aneto e pepe rosa. Da funghi champignon fritti e dopo riscaldati al forno direttamente nel panino. Poi da un cavolo rosso condito con olio, sale e pepe e una salsa yogurt composta da lime, yogurt, un po' di tabasco. Il pane è fatto in casa da me, è un pane con una farina zero, uova, latte, lievito, sale e zucchero. Per questo panino li ho divisi in 3 porzioni da 75, 25 e 50 per creare un impiattamento un po' diverso. È una maionese fatta da te o una maionese industriale? No, industriale. Come si dice a Napoli? Si caruto in coppa maionese. Allora, sono stato onesto. L'ho detto bene? Sono stato onesto. No, ma me ne accorgevo, che te viene. Come mai? No, solo per una questione di tempo più che altro. Non... E che ci vuoi fare? Lo so, però rimedieremo. Quanto è importante un prodotto come la maionese, soprattutto su un tramezzino, laddove il pane è talmente bianco, il pane dove non ha poco gusto, la cosa importante è l'imprinting che ti dà la maionese, no? Quindi è fondamentale, le basi, le salse sono la base, insomma, ecco, della cucina mondiale, no? Non l'ho trovato molto equilibrato, nel senso che il salmone, si sente il salmone, tanto salmone, e non si sposa poi con tutto quello che è il contorno, no? C'è il cavolo che ci dà questa sensazione uditiva di croccantezza, però si sente, c'è troppo salmone forse nel panino e quindi non risulta equilibrato. Il pesce è marinato benissimo. Grazie.
pesce sì, si vede che ti piace fare il pesce, perché la marinatura è, però è l'unica cosa che salvo. La cottura la marinatura del pesce è perfetta. Penso uno dei pesci marinati meglio di quello che abbiamo mangiato, o meno io personalmente qui, sia il pesce quello che ha l'equilibrio maggiore, dove si sente che è marinato, ma sembra quasi che non ci sia la marinatura, ma c'è, quindi è tecnicamente eseguito molto bene. Secondo panino creativo è quello proposto da Davide Dell'Ozzo del Neverland Lignano Sabbio d'Oro. Vieni Davide. Raccontaci un po' come prepari questo panino, perché noi vediamo che è scritto aromatizzato al caffè e al cacao. Sì, prevalentemente col caffè, che appunto per dargli questo sentore di affumicatura al pane. Sì, ma come lo prepari questo pane? Praticamente al posto dell'acqua usiamo proprio il caffè, cioè il liquido. No. L'hai fatto ieri, non oggi? Sì, il pane? L'hai fatto ieri? Sì. Sì. Sì? Sì, il pane l'abbiamo fatto ieri. È una scelta, se sei convinto di averlo fatto ieri o dici che purtroppo ho dovuto farlo ieri? Cioè, è giusto secondo te farlo? Sì, no, è giusto. Non è. Quando compri il pane, vai dal fornaio e gli dici mi dia il pane del giorno prima perché a me quello fatto stamattina non mi piace. No. Mi hai detto tu. Non mi fate arrabbiare perché io non bisogna dire che, cioè, il pane di ieri perché? Perché l'abbiamo preparato ieri. Qua. Lo so. Secondo te è giusto? No. Io devo giudicarti perché tu potresti diventare quello che fa il panino più buono del nord-est. E se mi dai il pane il giorno prima, io come faccio? No, spiegami. Cioè, guardiamo le puntate però, perché sennò veramente sembra... Potrebbe essere un buon panino, però mi dispiace, ma insomma il pane si sente, oppure poi quando usi un pane del giorno prima almeno scaldalo, capito? Ok. Cioè se lo scaldi in forno almeno diventa croccante e diciamo che un esperto se lo sente che comunque del giorno prima, però almeno attenui il fatto che è del giorno prima, ok? Su un panino di questo tipo mi aspetterei una maggior fibrosità in bocca della carne. Devo dire che ha delle potenzialità questo panino. L'attenzione è proprio solo quella del format di France, secondo me, e del pane. Una volta che hai risolto quei due problemi può essere un buon panino. Grazie. Il terzo panino creativo è quello proposto da Billy Miro del panino gourmet di Pravis Domini. Ho portato il mio panino gourmet fatto con un tipo di pane da un fornaio che è fatto con 5 tipi di farine e un po' di zucca che lo vediamo giallo. Allora Billy, adesso io ti do il là per non far arrabbiare Carlo, ok? Allora tu hai fatto la salsa gourmet in cui c'è della maionese. Sì. La maionese non l'ha fatta lui, l'hai fatta no, perché andando a fare degli eventi cosa succede? Ho bisogno di una maionese che cioè se la facciamo con l'uovo a casa se la usiamo subito è una cosa, se andiamo in giro a fare gli eventi e feste. Ok, allora hai detto che questo collo normalmente lo porti ai tuoi eventi con quei metodi di cottura che fai. Nei tuoi eventi fai lo spiedo e poi quindi la carne la servi subito. Esatto. Ecco, con questo collo che hai portato qui, hai scaldato al forno, credi che noi troviamo la stessa consistenza di carne?
Diciamo che può un po' variare leggermente, essere un po' più asciutto appena. Sente il legno, il panino, senti il legno. Io ti consiglierei, a prescindere da questo piatto, ti consiglierei, quando metti un panino su del legno, metti sempre sotto un cartaforno, sì. Cartapaglia, la carta che vuoi, perché purtroppo il legno lascia profumi. Si sente il legno, quindi questo qua è proprio probabilmente non, quando l'hai preso non l'hai annusato te, quindi ti saresti reso conto subito, no, certo. E forse avresti cambiato il piatto. Contesto vivamente la maionese. Mi dispiace. Gli spiedi che fai tu penso che siano, no, anche i più buoni, no, in giro. Però ecco, sul panino creativo io mi aspetto creatività. Sicuramente chi conosce il tuo panino, il fatto di farlo così è meno buono del solito. Noi siamo abituati a mangiare i tuoi panini fuori con lo spiedo, è un'altra roba. Preparato lì, tirato giù, è tutta un'altra roba. Questo è un'altra roba. Purtroppo è così. Per questo, non avendo fatto questo qua, avrei fatto un'altra scelta se fossi in te, capito? Siamo pronti per conoscere il vincitore di questa puntata e chi quindi accederà ai quarti di finale che partiranno dalla prossima puntata. 3 concorrenti, quindi partiremo dal terzo classificato per poi conoscere il primo, ricordandovi sempre che c'è la possibilità poi di votare il vostro panino creativo anche attraverso la pagina Facebook di Freelovers Magazine. Sergio è pronto, quindi mi consegna la busta. E quindi vi daremo anche i risultati del vostro panino creativo. Allora, al terzo posto, un totale di 238 punti, 80 per il panino creativo, poi 158 del panino tipico, è Billy Mio del panino gourmet di Pravis Domini, al terzo posto. Sfidata Trieste e Lignano, quindi c'è di mezzo il mare. Primo in classifica, 257 punti, ma 252 il secondo classificato, quindi c'è davvero pochi punti di differenza. 122 per il panino creativo contro i 131 del panino creativo del secondo classificato, ma il primo è Pasquale Sorrentino del ristorante Gioia di Trieste. Secondo posto per Davide, 252 punti. Volevo solo dire che questa volta si è verificato il fatto che poi ci sia stato ribaltamento. Sì. Vorrei dire a Billy Mio che il problema è stato quello del panino, che non era creativo, era un buon panino con della buona carne, però la creatività dovrebbe essere un'altra cosa, quindi dipende solo da questo. E tu invece paghi lo scotto di avere 21 anni. I clienti vogliono sapere quello che mangiano, vogliono sapere come è fatto, vogliono sapere da dove viene. Quindi è uno sforzo che dobbiamo sicuramente fare nelle nostre attività, questo. Io vi ringrazio, la prossima volta faremo ancora di meglio. Bravo. Allora ci vediamo alla prossima puntata, ai quarti di finale, The Best Sandwich, sempre sabato alle 13:45 su Telefriuli, vi aspettiamo. Grazie. Nothing ever seems to turn out.